L'eccesso di pesticidi utilizzati può essere pericoloso per la salute umana? Sì, molto probabilmente sì, perché ci sono delle documentazioni che affermano che i pesticidi sono delle sostanze nocive e che la loro dannosità si verifica soprattutto per quanto riguarda i loro effetti cronici. Non tanto, quindi il problema è l'acuzie di questi trattamenti, quanto il problema è rappresentato dalle persone che a lungo e a piccole concentrazioni assumono per varie vie respiratorie, per via cutanea, per via alimentare, queste sostanze. Si tratta di sostanze che sono ovviamente tossiche, sono delle sostanze che sono state create per uccidere delle altre vite, dei microbi, dei funghi, delle alghe, e il loro problema è quello di non essere selettive, quindi hanno delle azioni che loro esplicano nei confronti delle sostanze nocive, in questo caso per la vite, ma per tutte le coltivazioni, ma le stesse funzioni possono essere da loro svolte nei confronti del nostro organismo. Allora, i bambini sono a rischio per una serie di motivi legati alla loro struttura fisica. Hanno infatti una condizione di metabolismo diverso da quello degli adulti, non sono in grado di trasformare perfettamente alcune sostanze, hanno delle caratteristiche per cui assumono di più queste sostanze, respirano, mangiano e bevono molto di più a parità di peso rispetto agli adulti, sono più piccoli e vivono più a contatto con il terreno e ovviamente hanno un tempo di vita davanti molto maggiore del nostro. E questo implica che anche delle patologie con un lungo periodo di latenza, come ad esempio i tumori, possono manifestarsi più facilmente nei bambini. Teniamo presente che poi i bambini corrono il rischio dell'esposizione anche ancora prima di nascere, cioè già quando sono in grembo. I problemi dei pesticidi sono fondamentalmente di due grossi tipi, sono la cancerogenicità, molti pesticidi sono dei cancerogeni documentati, e il fatto che si agiscono come interferenti endocrini, cioè sono delle sostanze che anche in piccolissime quantità possono interagire con il nostro sistema ormonale, cioè con tutte le ghiandole che al nostro interno regolano il nostro organismo. Allora, se noi teniamo presente questo e se noi teniamo presente che durante la gravidanza il cervello del bambino si sviluppa grazie all'azione dell'ormone tiroideo della mamma, cioè la tiroide materna che funziona bene, che permette che si sviluppi bene il sistema nervoso dei bambini, capiamo come una mamma esposta ai pesticidi, che possa averne assunta una quantità tale da alterare la funzione della sua tiroide, potrà generare un bambino con un cervello non ben programmato. Ci sono tantissimi studi negli ultimi anni che documentano delle correlazioni molto forti fra esposizione, soprattutto delle mamme lavoratrici, a sostanze di questo tipo e fitofarmaci. Non sono solo questi degli interferenti endocrini, ma parliamo di questi, e la comparsa di alterazioni dello sviluppo neurologico nella prole molto più probabili rispetto alla media. Stiamo parlando di riduzione del quoziente intellettivo, stiamo parlando di patologie pervasive dello sviluppo, tipo l'autismo, e di disturbi comunque dello sviluppo neurologico. Allora, il problema dei pesticidi, ribadisco ancora, non è tanto il problema acuto dell'irrorazione sul campo. Il problema acuto dell'irrorazione sul campo è una piccola faccia del problema. Il problema è dove vanno a finire i pesticidi. Chiaramente non restano là, e questo è scritto e documentato da tutti. La stessa ISPRA, che è l'ente nazionale che fa queste analisi, dopo ne parliamo ancora, dichiara che i pesticidi vanno a finire nel terreno e vanno a finire nelle falde acquifere. Per cui noi non solamente li respiriamo nel momento acuto del trattamento, ma ce li troviamo sempre in quello che, ce li troviamo potenzialmente sempre in quello che beviamo e in quello che mangiamo. È dimostrato, gli studi scientifici dimostrano da tanti anni che, a parte le persone strettamente legate per lavoro all'uso dei pesticidi, tutto il resto della popolazione ha come via principale di esposizione la via alimentare, non la via respiratoria, cioè la maggior parte dei pesticidi che noi assumiamo li assumiamo con quello che mangiamo. Di conseguenza, quanti più pesticidi mettiamo nell'ambiente, quanto più rischio abbiamo di mangiarli.